Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. E stranamente, si comincia un video non avendo il rodimento di culo. Era da veramente tanto che non succedeva. E so soddisfazioni, bisogna dirlo, so soddisfazioni enormi. Anche se qualche motivo per farsi rodere il culo c'è, eh, diciamocela tutta. Però andiamo con ordine. Ovviamente vorrei cercare di parlare meglio della partita di ieri, perché di spunti ce ne sono veramente tantissimi e vorrei piano piano parlarne un po' con voi e, e sapere anche quali sono le vostre idee e le vostre sensazioni. Allora, a me la prima cosa che mi viene in mente pensando alla partita di ieri è stato fin da subito l'atteggiamento di Mina. E ricollegandomi anche a quella che è stata la conferenza stampa di Ranieri, effettivamente è così. Un uomo dal suo carattere, dalla sua tempra, dal suo atteggiamento in campo mancava in generale nel Cagliari, anche se un po' Nandez copre quel compito, perché effettivamente Nandez a livello di atteggiamento è molto sanguigno, molto ehm, cattivo ma agonisticamente parlando. Eh, Mina però ha portato la cosa a un livello superiore. Mi ricorda un po' a livello di comportamento, mi ricorda un po' il Mexes della Roma, il Mexes del Milan. Non so quanti di voi se lo ricordano, però effettivamente Mexes era così. Era molto cattivo, andava anche a stuzzicarti ed è una cosa per molti aspetti positiva, ovviamente per altri negativa perché può rischiare di portarti, magari se il giocatore è già ammonito, fa una cazzata simile, ti porta ad essere in inferiorità numerica, però a livello generale avere quell'uomo che ti stuzzica anche un po' gli avversari è una cosa che molto spesso può portare le cose a tuo favore. Poi un'altra cosa che ho notato con enorme, enorme piacere ieri era il posizionamento dei giocatori. Mi spiego meglio. Ieri, questo praticamente solo nel primo tempo, perché nel secondo tempo già non ho visto più questa cosa. Però nel primo tempo ho visto come tutti i centrocampisti, tutti i nostri centrocampisti andassero a coprire nella maniera più perfetta possibile, e non pensavo mai di dirlo, tutte le linee di passaggio del Napoli. Andavano a coprire l'uomo, andavano a coprire appunto le traiettorie dei passaggi e questo cosa comportava? Che nel primo tempo il Napoli, oltre a trovare pochissime volte dei giocatori palla a terra perché noi coprivamo bene sia le zone che gli uomini, quando tentavano un passaggio li sbagliavano. E lì cosa vuol dire? Lì vuol dire che siamo andati a operare su una loro vulnerabilità e ci siamo resi cattivi, ci siamo resi ostici. Ed è una cosa che io bramavo da tempo, in memore praticamente, che il Cagliari riuscisse a sfruttare le vulnerabilità degli avversari. E secondo me nel primo tempo di ieri dire che l'abbiamo fatto bene è poco, è veramente poco. Ieri il Cagliari sotto quell'aspetto, ma ovviamente ripeto, solo nel primo tempo, ha fatto un lavoro veramente magistrale. Perché se ci pensate, la marea di palloni che ha sbagliato il Napoli nel primo tempo è impressionante, anche se si è rifatta a pieno nel secondo tempo, perché vi volevo portare anche qua un po' di dati. Dov'è? Ecco qua, i passaggi. I passaggi accurati sono dell'83% e il numero totale di passaggi è 487. A livello di dati sembra che la partita sia stata totalmente a favore del Napoli, quando in realtà ovviamente non è così. Il numero di big chance sono le stesse, le big chance sbagliate sono le stesse. Più o meno il numero dei tiri e dei tiri nello specchio sono gli stessi. I calci d'angolo se ce ne abbiamo uno leggermente uno in più noi. Comunque è stata una partita veramente molto molto equilibrata e alla fine il risultato di 1-1 può essere anche abbastanza giusto
per quello che si è visto. Eh, Però continuiamo perché poi su questo discorso ci arriviamo dopo. Una cosa che invece mi ha reso un po' meno contento, ma che posso tra virgolette tollerare dopo la prestazione di ieri, e io è questo che volevo, una prestazione, è il fatto che continuano ad esserci degli errori che secondo me non dovrebbero esistere. Ok? Cosa nello specifico? Prendiamo questo esempio che è il più palese. Il Cagliari, a prescindere da chi giochi là in attacco, ha come metodo principale per rendersi pericoloso nell'area di difesa avversaria il cross, ok? Questa cosa ci può piacere o non piacere. A me personalmente non piace, però il Cagliari gioca così e famoso lo hanno bene. Ok, ti rendi pericoloso sui cross. Ma io dico, possibile? È mai possibile che non c'è mai nessuno sulle seconde palle? È possibile? La bellezza di giocare con i cross è che se mai non ti va bene l'impatto, tra virgolette, di prima sul cross, tu hai la possibilità, grazie alle seconde palle, di magari tentare un tiro da fuori, magari di recuperare il pallone e ricominciare l'azione, magari di passarla al fantasista che ti tira da fuori, o passarla al fantasista che ti crea un'altra azione. Hai mille spunti andando a prendere la seconda palla. Noi invece abbiamo praticamente quasi sempre concesso le seconde palle al Napoli. E questo cosa comporta? Comporta che tu ti trovi in una situazione in cui subirai un contropiede, quindi presumibilmente in inferiorità numerica, e ti buggerano. È normale che sia così. Quindi gradirei un po' più di presenza al limite dell'area del portiere. Mi piacerebbe vedere molti più giocatori eh, con la voglia di andare a prendere una seconda palla. Mi piacerebbe vedere molti più tiri da fuori, perché per esempio ieri, vado a memoria, mi ricordo soltanto un tiro da fuori da parte di De Jong, che però è stato lento, prevedibilissimo, e ha tirato nella maniera sbagliata, perché lui è andato a cercare la precisione, perdendo quindi i tempi di gioco e rendendo il tiro molto più lento e prevedibile, quando ci andava assolutamente un tiro di potenza, che poi se quel tiro di potenza fosse andato alto poco cambiava, perché tanto alla fine quell'altro l'ha parato, quindi vacce di potenza più che di precisione. Però vabbè, il problema secondo me rimane il fatto che il Cagliari tenta il cross, però non sfrutta poi le altre potenzialità che il cross ti può dare. E bisognerebbe farlo. Bisognerebbe farlo. Poi, cos'altro ho segnato? Ah, Ranieri toglie Gaetano, la Padula e Yankto, ma non toglie i due peggiori. E questa cosa l'ho segnata prima che succedesse il gol del Napoli. I due peggiori ovviamente sono Augello e De Jong. Augello che poi porterà a far subire gol al Cagliari. Però c'è un commento sotto al video post partita che effettivamente ha ragione, che dice è vero, Augello ha sbagliato, ha commesso un errore, ma effettivamente tutta la difesa poi comunque non ha ripiegato per cercare di mettere una toppa all'errore. Ed effettivamente è così. Lì c'è stata un errore secondo me in primis di Augello, che secondo me detiene l'80-90% di colpe dell'errore. Però c'è anche quel 20-10% di colpe di tutti gli altri giocatori che si trovavano in quella zona di campo, che non sono andati a coprire bene gli spazi, e poi per forza di cose Osimhen si è ritrovato tranquillo a poter insaccare la palla in rete. E lì ha fatto male perché quel gol in quel momento non ce lo meritavamo, nonostante stesse attaccando molto di più il Napoli. Però era un gol che faceva capire quanto fosse, tra virgolette, falsato quel risultato, perché il Napoli, a mio modesto modo di vedere, in quel momento non stava meritando il vantaggio, con tutto che comunque noi il meglio l'avevamo già dato nel primo tempo e nel secondo avevamo allentato un po' le redini della partita. In quel momento l'1-0 per il Napoli a me sembrava veramente veramente esagerato.
Poi, questa cosa mi ha fatto ridere mentre l'ho scritta, ma effettivamente è vero. Al 68esimo ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Perché? Io ho visto Mina, che dalla difesa è arrivato fino all'attacco. Ovviamente stavamo già, se non mi sbaglio, nella situazione di svantaggio. Avevamo da poco subito il gol. Fatemi andare a vedere se è così. Sì, a 66esimo l'abbiamo subito. Al 68esimo ho visto Mina che è andato de corsa, ma proprio correndo, andare a pressare, se non mi sbaglio, era Lobotka o comunque il terzino sinistro del Napoli, adesso non ricordo, anzi che non ricordo, andiamo a vedere, Olivera, andare a pressare Olivera, partendo dalla propria difesa, con una cattiveria che, vi giuro, a me Mina mi fomenta proprio, Mina mi fomenta proprio. Lui ha preso e partito come un treno andando a pressare il portatore, è riuscito, se non erro, a recuperare il pallone che poi per qualche motivo astruso che poi l'universo in qualche modo ci dovrà spiegare, è andato a crossare Pavoletti di sinistro per... No, di sinistro o di destro? Mi pare di sinistro. È andato a crossare Pavoletti per Luvumbo. Che è una cosa veramente proprio... Cioè, abbiamo proprio superato la soglia dell'immaginazione. Qui è stato veramente. Forse è per quello che si è infortunato Pavoletti. Perché ha detto io cazzo vado a crossare per Luvumbo. Cioè, non esiste sta cosa. Vabbè, ma mi ha fatto veramente ridere. Mi ha fatto veramente tanto ridere. E poi rimane il fatto che, come stavo dicendo prima, il Cagliari stranamente ha invertito il trend perché ha giocato molto meglio il primo tempo del secondo. Nel secondo abbiamo allentato un po' le, le distanze, abbiamo allentato le marcature, abbiamo concesso molto più gioco al Napoli e di questo poi ovviamente ne abbiamo subito le conseguenze perché tralasciando il gol, il Cagliari nel secondo tempo si è reso molto meno pericoloso rispetto al Cagliari del primo. Anche le azioni offensive erano molto più fragili, molto più sterili, molto più capibili dall'avversario. Ed è stato un problema, se non fosse che comunque abbiamo pareggiato con Lumumbo che ritrova il gol e di questo sono più che felice. Un gol che è ovviamente per forza di cose è viziato dall'errore di Juan Jesus, ma io di questo sono assolutamente contento. Mi va benissimo così, perché questo è un punto veramente importantissimo, perché innanzitutto è un punto che dopo innumerevoli partite ti fa rosicare per non aver vinto. E sembrerà paradossale, però secondo me è anche importante questa come cosa, il fatto che noi abbiamo concluso la partita innanzitutto con un senso, tra virgolette, di liberazione, perché la sconfitta sarebbe stata veramente immeritata perché abbiamo dimostrato a più riprese che questo Napoli è in crisi, tralasciando quello che dice Ranieri e tralasciando quello che dicono molti tifosi del Cagliari che dicevano il Napoli non è in crisi, noi siamo in crisi. No ragazzi, il Napoli è in crisi, ieri l'ha dimostrato e noi ieri abbiamo dimostrato anche che se volevamo e se ci fosse andata leggermente meglio e se noi fossimo stati più cinici sotto porta, quella partita l'avremmo vinta. Ok? Quindi anche il poter rosicare del fatto che non abbiamo vinto rispetto al trend ultimo del Cagliari vuol dire già tanto, ma veramente tanto. Perché una situazione così noi non la vivevamo da mesi. Quindi essere tornati a questo tipo di prestazione fa ben sperare perché non so voi, ma penso che molti di voi saranno d'accordo. Io sono finita la partita, sono comunque stato fiero di quello che ho visto e in questo secondo me Ranieri ha mantenuto fede alle parole dette perché non mi sento di recriminare più di tanto ai giocatori. Hanno fatto magari non il massimo, ma ci sono andati vicino.
e a me va bene così. Sinceramente, per quello che ho visto nelle ultime partite, mi accontento anche di questo. Ma attenzione, attenzione, che non sia soltanto una cosa momentanea, valida soltanto per la partita contro il Napoli, perché io anche contro l'Empoli voglio vedere una partita simile. Anzi, la voglio vedere più con l'Empoli che con loro. Perché mo abbiamo fatto un punto, per carità, abbiamo smosso la classifica, smosso relativamente, perché comunque adesso ci ritroviamo a pari punti con Verona e Sassuolo. Fortunatamente tutte e due squadre che hanno perso, credo. Mi pare di sì, il Sassuolo sicuro ha perso. Eh sì, il Verona pure ha perso contro il Bologna. Quindi ci ritroviamo a meno, cioè a meno, a pari punti con loro, ricordando sempre che il Sassuolo comunque ha una partita che ancora deve giocare, e a 3 punti da Frosinone e Udinese e a 4 punti da Lecce, a 5 dall'Empoli, ok? Quindi vincere la prossima partita significa portarci a meno 2 dall'Empoli e scavalcare, a seconda dei risultati delle altre, la maggior parte di queste squadre. Quindi a maggior ragione io voglio una prestazione importante nella prossima partita e non voglio che si adagino dopo questa. Non si devono assolutamente adagiare, perché sono restio a dire che il nostro campionato comincia da qui perché è una frase abusata che è anche falsa, perché il campionato nostro non comincia da qui. Però le possibilità di costruirsi una salvezza, sì, d'ora in poi cominciano da adesso. Le possibilità di salvarsi e la nostra voglia di rimanere ancora in Serie A si è incominciata a sviluppare dall'ultima partita con Napoli, dalla partita di ieri. E dobbiamo rendere fede a questa prestazione. Dobbiamo continuare così. Poi ci sarebbero di cose da dire sul fatto che, per esempio, a me non è piaciuta più di tanto la prestazione di Lapadula perché autogol barra gol a parte continua ad essere un elemento avulso dal gioco perché non gli arrivano palloni, ma è anche lui il primo a non andarli a prendere. E anche qui ci ripetiamo perché è una cosa che ho già detto in un altro video. Poi devo dire, Yankto a me ieri non mi è dispiaciuto più di tanto. Ha fatto una buona prestazione, ma alla fine ho visto anche cose migliori, come potevo vedere tranquillamente cose peggiori. Diciamo una prestazione da 6, il compitino l'ha fatto. Mi è piaciuto veramente tanto Petagna quando è entrato, ma ha fatto soltanto quello, quel dribbling in mezzo a tre fantastico, fantasmagorico, ma lì si è fermato, perché poi per il resto della partita assolutamente anonimo, non si è visto e non si è sentito. Viola mi è piaciuto tanto, oddio mi è piaciuto tanto, ha provato a fare qualcosina, quello sì, e tra l'altro chi l'ha fatto l'assist per... Dossena ha fatto l'assist per l'Umbo. Eh, ha fatto qualcosina Viola, però mi aspettavo un impatto un po' più importante da lui, ma ritorniamo sempre allo stesso discorso. Nel secondo tempo il Cagliari ha mollato un po' e quindi là davanti ci arrivavamo con fatica e di questo ovviamente poi un giocatore che non è veloce ne subisce le conseguenze ed è per questo che magari Viola è sembrato un po' fuori dagli schemi. Idem per Petagna. Poi altri giocatori, devo dire mi è piaciuto Zappa, stranamente. Cioè mi è piaciuto Zappa a sinistra e mi fa ridere veramente che si è preferito usare Zappa a sinistra piuttosto che fare entrare Azzi. Mi ha stupito particolarmente questa cosa. E mi ha stupito anche il fatto che non abbia giocato male Zappa a sinistra. De Iola, ribadisco il concetto che secondo me è stato uno dei peggiori in campo ieri, non mi è piaciuto per niente, ha sbagliato una quantità innumerevoli di passaggi, però non facciamo passare come capro espiatorio di tutti i mali de Iola, eh. Cioè non è che se il Cagliari ieri ha pareggiato, sto periodo va di merda, è colpa che gioca de Iola, perché non è così, ma nella maniera più totale. Poi chi altro? Gaetano mi è piaciuto tanto, ma mi aspettavo un qualcosa in più. Mi aspettavo veramente una giocata un po' più particolare, un qualcosa che desse più
estro alla partita del Cagliari da parte sua, ma così non è stato, ma personalmente mi va più che bene così. Mi è piaciuto tanto invece Macumbu. Macumbu che negli ultimi tempi si era un po' perso, io penso che ieri abbia giocato veramente molto bene. Il modo in cui gestisce lui il pallone, secondo me è fantastico. A molti non piace, però è uno dei pochi nel centrocampo nostro che dà veramente del tuo al pallone. Ieri mi sono piaciuti anche i cambi. L'unica cosa è che io, poi ovviamente un cambio ce lo siamo dovuto bruciare per Pavoletti, che è uscito nonostante fosse entrato da 10 minuti. L'unica cosa è che avrei fatto uscire De Iola e avrei fatto entrare Prati. Quella è l'unica cosa. E poi vabbè, sono strafelice del ritorno in campo di Oristagno, che ha provato a fare qualcosina, ma nel secondo tempo eravamo molto più sterili. Ma va bene così. Già il fatto che sia tornato in campo a me va bene. Mi va benissimo così. Facciamo modo che ritrovi serenità, ritrovi continuità e tornerà ad essere un giocatore che potrà tornarci molto molto utile. Con la speranza che poi il Cagliari possa fare un'offerta concreta e tangibile per accaparrarselo. Anche perché l'Inter è in difficoltà economiche. Magari un esborso economico per Oristagno, secondo me, potrebbe essere più che giustificato. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.